Ormai si scaldano i motori e la campagna del Partito Democratico in Veneto entra nel vivo. Molti big sono in procinto di sbarcare nella nostra regione, come il segretario Bersani, atteso lunedì a Padova e martedì a Mestre. Forte lavoro sul territorio anche per il leader della CISL nazionale, Giorgio Santini, candidato al Senato. Il tema principale sarà il lavoro, lo sviluppo per dare risposte alla grave situazione della disoccupazione dei giovani, ma anche purtroppo di tanti lavoratori di 45, 50, 55 anni che perdono il lavoro, di tante donne che non trovano il lavoro. Laura Puppato, dal canto suo, se la ride per l'abolizione delle province nel programma della Lega. Questa, dice, si smentisce da sola, dicendo tutto e il contrario di tutto. Per quanto riguarda il suo partito, uno degli obiettivi da centrare alle prossime elezioni, sostiene, è la rappresentanza territoriale. Di riuscire ad avere una buona rappresentanza politica veneta che possa davvero portare quindi almeno due ministri del Veneto? Io lo auspico pubblicamente. Il Veneto avrà una rappresentanza nel governo, noi ce lo auguriamo con forza, ovviamente in un gioco di squadra nel quale non contano le persone ma conta il progetto e conta la possibilità che il Veneto possa essere uno dei punti dal quale riparte una governabilità dinamica del Paese per vincere le sfide del lavoro e dello sviluppo.